Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, siamo su WWE 2K18, ho proprio voglia di giocare. O 2K, perché c'è anche il 2K, però io preferisco il 2K, perché siamo in 2K, ragazzi. Niente, raga, dopo questo, allora, siamo qua nella modalità Universe con il Cume. Vi spiego un po', allora, ho fatto i primi mesi, adesso siamo a, non mi ricordo più quanto che siamo a... siamo ad agosto, appena finito Battleground mi sembra. Allora andiamo un attimo qua, siamo a Raw, chiaramente notizie. Eh, molto bene, molto bene. Ho appena finito diciamo, la prima cosa che ho fatto nei primi mesi di WWE, era una faida con il buon Kane. E sono riuscito a vincere. Diciamo che nei 2 mesi ho vinto, anzi 3 mesi è durato, ho fatto qualche vittoria, qualche sconfitta, però nei due pay per view sono riuscito a batterlo entrambe le volte. Favora a livello leggenda, come sto giocando, è un po' imprestato, non mi ricordo più un cacchio. Allora andiamo a vedere un attimo i championship. Allora, ecco, proprio nell'ultimo pay per view, Strowman, ragazzi, io chiaramente la WWE per me è finita nel fine 2000, quindi, cioè nel senso 2007-2008, quindi dopo ho seguito meno, quindi adesso insieme a voi cercherò un attimo di conoscere questi nuovi lottatori. E ha battuto comunque il Brock, il buon Brown, l'uomo della barba curiosa. Il primo contenente è Shawn Michaels, ok, ho messo chiaramente anche quelli, insomma, della mia generazione, ho messo quelli che, insomma, come look piacciono di più, perché Shawn Michaels 97-98, ho preferito quello del 97 col capello lungo. Quindi il primo contenente è Shawn Michaels adesso, poi andiamo un po' giù. Abbiamo Battista, faccio vedere anche, ecco qua c'è il Cume, ecco 28esimo siamo, non siamo messi bene qua. Ex campione Brock Lesnar, vittoria del titolo per una volta anche per lui, vabbè, 294 giorni ha durato il Brock e mi piace. Qua però ragazzi, dopo la faida con Kane, sono il primo contendente per l'Intercontinental Championship, che Neville ha appena vinto proprio contro The Miz. È stato The Miz, Battista, ancora The Miz e adesso Neville. E vediamo un po' se riusciamo a mettere anche il nostro nome nell'albo d'oro. Nel tag team abbiamo ancora Gallows e Anderson. Ho ricreato la D-Generation X. E dall'altra parte ho messo i tre Amigos con Rey Mysterio, Eddie Guerrero e Chris Benoit. Rey Mysterio e Benoit li ho creati io. Cioè li ho creati, li ho scaricati. Ok, allora che altro? Le rivalità, la mia è finita, c'è in crescita Goldberg con The Miz, mi sembra, sì, Triple H e Shawn Michaels di qua, vabbè, di nuovo il Brock chiaramente, di qua abbiamo i Tres Amigos per il tag team, se non può ricordarmi i nomi ragazzi, perché ve lo giuro, non mi ricordo, cioè i nomi nuovi non me li ricordo, cioè non li so più che altro, devo un attimo... vabbè, vediamo un attimo allora, il roster di Raw, eccolo qua, lo facciamo vedere. Veramente questo gioco veramente con roster più ampio della storia. Come nemico Kane, chiaramente, reazione della folla positivo, sono aggressivo, ero egocentrico, sono passato ad aggressivo, ho due tenute, una per i show normali, una per i pay per view, diciamo quella per i show normali si avvicina un po' jeans corto, polsini arancioni, un po' al John Cena nel 2010, perché mi piace, se sapete che amo l'arancione, mentre quella del pay per view è la classica bianco e oro del Cume da porco lodro. Ok, andiamo a vedere un po' il roster di Raw, dopo andiamo a vedere quello di SmackDown, eccolo qua, grandissimo. È un roster vita ragazzi, pipponi. Beh, anche Page, mamma mia Page. È veramente il roster sicuramente più forte. Eccolo qua, Mr. Money in the Bank Steve Austin che prima o poi lo incasserà. Grande Triple H, e questo è il nostro di Raw, poi facciamo vedere quello di SmackDown. Avviamo lo show e vediamo, se spero con i copyright non avere problemi, ho dovuto togliere le musiche, le entrate non le faccio e fanculo, però voglio giocare a WWE, cazzo. Ok, siamo a Raw. Ok, primo match, il tag team tra Triple H e Shawn Michaels. Ok, vince, chiaramente questo tag team sta spaccando i culi da quando l'ho creato. Oh, qua abbiamo Kane contro Titus O'Neill. Ciao Kane. Ok, poi abbiamo qua un 8... Madonna, Neville. Qua abbiamo un po' di gente, va a vincere Neville. Sheamus, Cesaro, Slater, Rhino. Ok. Qua abbiamo un caccione chi promo, ragazzi, devo ancora farlo un promo io. Ok, Brock Lesnar è entrato sicuramente a... adesso addirittura puoi, diciamo, fare i promo e vedere chi vince. Con il microfono sto più forte Brock Lesnar. Noi abbiamo Kume contro Akira Tozawa. Non lo conosco proprio, ragazzi. Cerchiamo di spaccarli. Beh, ragazzi, andiamo per il nostro primo match.
da contendenti numero 1. Proviamo subito un braccio teso e funziona. Come si ispira Randy Orton, dopo troveremo la nostra strada, ragazzi. Troveremo la nostra strada. A livello leggenda, ragazzi, non sarà facile. No, l'avevo parata. Infatti il come c'è. Sarà un avversario comunque fastidioso, ragazzi. Bravissimo Kume. Ora che la para, è veloce questo. È veloce. DDT. Però se vogliamo vincere il titolo bisogna battere gente così, eh. No, da un incontro così. Devo prendere... No, l'ho parata, amore. Ricordo il livello leggenda. Molto bene, molto bene. Benissimo, dai che ci siamo. Cominciamo a ragionare adesso. Da colpire tanto la... Vai, cazzo, spacchiamoli anche la mano. Bellissimo, braccio teso che fa veramente male. Dai che ci siamo. Molto bene, verità di mosse, 2 stelline per adesso. Bisogna, come si dice, spaccare la testa perché voglio crearmi la strada per l'RKO. Dai raga, tutti insieme, dopo spiegherò anche la storiella di SmackDown. Vai. Oh, un tappeto sei, Tozawa, un tappeto. Sei un tappetino, amore mio. Però aspetto per l'RKO. Sono stanco, cazzo. Bruttissimo errore. Addio. Io odio sti minigiochi, li odio. Sfiga di me. Poi le sottomissioni sono scarse. Ma dai! Ciao amore. Ciao amore, dai. Dai che il Kuma è la grinta, il Kuma è il cuore. Bravissimo. Bravissimo. Sente un po' di dolore, però il Kuma è ancora integro. Però Tozawa recupera. Sì, va bene. Ciao amore. Un po' lento qua. Ma mi fa un bel suplex. Stare attento, muoviti come alzati, questo qua si gasa, attenzione. Siamo nel momento dove non riusciamo più a parare niente. Il momento favorevole. Troppo tardi, dove? No! Si è fatto male anche lui e Godo. Però si è gasato, è galvanizzato adesso. Non riesco più a parare niente dopo che l'ho distrutto. Aia. Però stavolta, amore mio, non è sempre Natale. No! Non ci credo. Brutto errore qua. Brutto errore qua. Non una grande mossa. Perché non riesco a parare. Questa è anche bruttina. Però qua risponde il Kume. Bravo Kume. Devo fare un po' di male, però non basta ancora, la para, però anche fortunato. Me la fa lui, ma non ci credo. No, non mi ha fatto la finisher, però.
Io non riesco più a pararlo. Just a matter of time now before this superstar goes for the finisher. And when that happens, Pensavo fosse una passeggiata di salute, invece. Look out, look out! Wow! Lightning quick Tozawa. Determinazione, la usiamo perché I can tell you that. Just not enough damage done yet, Cole. Nobody controls the pace il of Kuma in grossa difficoltà adesso dopo aver dominato all'inizio del match. Non riesco più a parare, Fiori. Non riesco più a parare, ragazzi. Looks like both these superstars have found that little extra Non riusciamo più a something parare. to keep themselves going here tonight. Non riusciamo più a parare. Ma com'è? Siamo in grossa difficoltà però. Looks to me like these superstars are running on fumes right Mi about aspettavo difficoltà del genere con questo stronzone qua. now. He's not getting up. You can't like his chances right now. Bravissimo Kuma. Questo ci voleva, questo ci voleva. Vai, grandissimo. Adesso devo caricarla. E adesso deve morire il corpo. Dai. Dai, quell'archeo non può pararla, non ha senso che la para! Archeo! 1, 2, 3. E il Kuma c'è. Bravo Kuma. Primo match da contendenti numero 1, lo portiamo a casa. E si festeggia con la fisicata. No, non ho voglia di fare ancora peggio, non ha senso fermare più qua, non mi interessa. Very good, ragazzi, adesso vediamo il main event che è Goldberg, Cedric Alexander e The Rock. Ammazza che match, vince The Rock. Ok, adesso andiamo a vedere un po'. Sì, NXT neanche lo considero, ragazzi, proprio non mi piace, quindi non farò tanto vedere, diciamo, come si dice, i match. Comunque dai, buon debutto. Ok, andiamo a SmackDown e vediamo un po' che carne al fuoco c'è a SmackDown. Allora. Abbiamo qua, vabbè, Benoit e Di Guerrero contro Gable e Jordan per il tag team. Ancora tag team Zack Ryder, Mojo, Ravley, Fandango, Tyler Breeze. Mi scuso, ripeto, se sbaglio le pronunce ma certi non li conosco, quelli soprattutto dell'ultima generazione, degli ultimi anni. Dolph Ziggler, Sin Cara, Nakamura, Charlotte e Tamina, Natalia, Kevin Owens, Rob Van Dam e main event AJ Styles. John Cena, diciamo che Raw è molto più appetitoso. Vediamo un po' chi ha vinto. Rob Van Dam bravo e John Cena batte AJ. Ok, andiamo a vedere il roster di SmackDown. Qua abbiamo Chris Benoit, guarda che bene ragazzi, è perfetto. CM Punk, anche abbiamo aggiunto anche lui perfetto. Abbiamo Edge e Di Guerrero, abbiamo veramente anche qua un buon roster, ma secondo me quello di Raw è superiore. Rey Mysterio, ciao. E poi bellissima sta cosa che c'è l'obiettivo che devi assolutamente... come si dice, hai degli obiettivi, vincere il titolo, vincere contro qualcuno, è veramente una cosa stupenda. Anche Ryback ho messo. E questo diciamo è il roster di SmackDown. Saluto chiaramente il buon Paul Heyman, che il Paul Heyman Guy entrerà in questa serie, chiaramente. E vediamo se mettere anche qualche personaggio dello Zack. Siamo alla seconda settimana di agosto. E si comincia con il match 1. Un bel po', ammazza sempre. Sì, ho visto che ho suoni settimana, c'è un 8 man Battle Royale. Vince Finn Balor, ok. Parlavamo di una zoccolona. Alicia Fox ha fatto invasione ma ha perso. Siamo contro Gran Metalik. Ok. Si può vincere, si può battere. Andiamo al nostro match. Beh ragazzi, andiamo con il Gran Metalik. Io contro questi gradirei di vincere. And a quick overhand punch. Amore mio. A thunderous elbow shot. No, che sbaglio che ho fatto. Guys, did you see that? Vorrei chiuderla subito però, se possibile.
né cattiveria, però non mi sembra questo fenomeno. He's not Dai, playing like proviamoci. this. È messo anche male, già meno. Si vede che ho fatto qualcosa. Vai, anche io. He's back in control here. Ciao amore. Shoulders down, is it enough? Mamma mia, ciao amore. And this one's history. Si vede che parando una cosa proprio l'ho distrutto. Che ti ho già massacrato. Here is your winner. No, però anche con The questo non voglio Boss. fare del male. Bella vittoria, siamo Kane Singles action coming your che way. vince Goldberg Cedric, match tra rivali. Goldberg vince e sono molto molto felice. Qua abbiamo Strowman che c'è la super rivalità col Brocca che vince e Luke con Triple H, perfetto. È una bella rivalità tra il Brocca per il titolo universale, diciamo. Tanto il mese di agosto che ci porterà a SummerSlam. Ok. Notizie. Ok, qua abbiamo... Ah, ok. Strowman ha attaccato Brock Lesnar. Ok. Prossimo evento. Scrivetemi anche voi cosa volete, se volete che mi focalizzi più su delle cose che altre. Allora, qua abbiamo... Vedi, SmackDown, alla fine del match un po' del cazzo. Ah, questo bello però. The Undertaker, Rikishi, Ryback, Luke Harper, Rey Mysterio anche c'è, Dolph Ziggler, Big E, Chris Benoit, Gable, Rusev, John Cena. Ok, Fandango. No, fio vincitore Rey Mysterio, si è portato a casa sto match, grande Rey. Dolph Ziggler, Charlotte, Chris Benoit vince. Attenzione, John Cena in calo, raga. Vince il russo, ok. Perfetto. Qua andiamo avanti veloci. Ciao. Penultima settimana prima del pay per view, mi sembra. Dovrebbe essere la terza settimana questa. Ah no, come non c'è SummerSlam? Scusate un attimo. Ah, ce ne sono due, ma forse uno però è per NXT, forse. Cazzo, mi sembrava strano, cioè non deve cambiare anche questo. Allora, vediamo qua. Questo match, non raga, questo è il primo match del programma contro Bray Wyatt. Based on the electricity that Qua cominciamo già male. Mamma mia, ragazzi. We know who that is. Comunque già... These two absolutely detest each other. Cos'è? Attenzione, chi sta entrando? His head is taking him unbelievable Kane questo. punishment here. Ha fatto finta di entrare Kane, non ci credo, grande. Ha fatto finta Kane di entrare per dar fastidio. Si vede che è un suo rivale. Looking for the finish. Come ci prova, vediamo se è impaurito, speriamo, magari la zecco. Purtroppo no. Speravo magari, e invece ho sprecato una finisher così. Mamma mia, bellissimo però Kane. Perché ho sentito poco, dopo vediamo il rivale, ma la musichetta era di Kane. Comunque in difficoltà. Pensa Kane adesso da una mano a me, è pazzesco il mondo. Ammazza, aveva già la possibilità. Ok, DDT. Questo è un match tosto, He's going to want to make sure this doesn't snowball out of Questo è un match control. tosto. There it is, the single leg camel clutch. Oh, and he slips out. Grandissimo, però si para bene il Kuma. Ain't no stopping him now. Ha già la special però. He's not looking like himself here. But he's very aware Già la of who finisher, he's in Bray. there with and what he has to do to rebound. I know it's somewhat early still, but this could be a Grandi qua, il Kuma ha fatto una mossa fenomenale. turn this thing around. He is a one-man gang in there. Non ci credo, non ci voglio credere. No, non ce l'ha fatta. Buon match, però siamo in difficoltà anche noi. Mamma mia, qua ho una paura di sbagliare, ragazzi.
Bravissimo drop kick. Buono, buono, sbattiamoli la testa. Molto bene, molto bene. Swing and a miss. That was strike 1, 2, and 3. Ok, torniamo dentro che è meglio. He's simply reminding him that he's here. Aia, questa la sento. No, l'avevo ma dai! Niente da fare. Niente da fare. Perfetto. E come si salva molto bene. E lo insulta. No, non ci dà, ero scappato, ma non ci voglio credere. Couldn't agree more, Cole. This has got trouble written all over. Questa non l'ho capita, sinceramente, ero scappato. That misses the mark. That wasn't even close, Michael. Mi dà la possibilità di fare l'archivio. Just toying with the competition order. No, me la para ancora. And he's one step ahead on that one. Will this be enough? Dai, non può schienarmi così, per piacere. He doesn't appear to be in a hurry to get up here. I just don't think he has it in him anymore. Aia. Adesso comincia lui. Qua l'ho parato, però qua l'ho parato e questo è molto importante. E lo mettiamo alle corde, dai. Questo è un bel match, ragazzi, molto equilibrato. Anzi, in realtà ne ho prese più io. Questa ci voleva però. Bravo Kuma. Adesso proviamo la seconda anche io. Proviamo la seconda perché la prima non è andata a segno, vediamo la seconda. E la seconda va ed è anche sangue per Bray. Sì, cavolo. Dai, dai. Molto veramente a bomba. Qua vincono Slater e Rhino. Vince Samoa Joe. Ok, Battista, Cedric Alexander che è il rivale di Goldberg. Vince Battista secondo me con una mano di Goldberg. Shawn Michaels, Carl Anderson vince Shawn Michaels. Ho pensato, per non far durare troppo il match, troppo il video, scusate, di fare praticamente l'ultima settimana e il pay per view nello stesso video, così anche il pay per view non diventa troppo corto, che rischiamo un video di farlo troppo lungo e uno troppo corto. Quindi l'ultima settimana prima del pay per view di SummerSlam c'è Goldberg, Albert, Lex Train, Kane, The Bryan Kendrick, Strowman, Gallagher. Poi vabbè, qua i tag team mi fanno cagare sti qua. Rhino, lo stesso tag team. Questo è un bel match invece tra Sheamus e Cesaro, Triple H e Shawn Michaels, e il main event è il Kumenda contro Roman Reigns. Ok raga, nel prossimo video il match con Reigns e dopo penso il pay per view. Non so se ci saremo al pay per view magari per il titolo intercontinentale, speriamo. Però insomma un buon inizio veramente di Universe per il Kumendone veneziano. Ciao!